col pallone che non tocca il soffitto. Sirio poi prova a spostare Soto, vince il numero 8, si scanta addosso a Diego Dominguez che poi prova il numero ma non gli riesce. Soto, un 3 contro 2, Soto dall'altra parte, Joasinho, e poi sblocca subito la gara il Cusmolise dopo neanche un minuto con Denisco. Poi Lolo Suazo, sbaglia anche lui. Kaique da Silva, vorrebbe il pallone Ferraro e lo aveva, ma Lolo Soto sbaglia, ma sbaglia ancora il 93. È 2 contro 1, Gilbert Marquez dal lago, stop, Gilbert Marquez, ancora suona Gilbert Marquez e poi il pallone va dentro, ha pareggiato la Lazio, è 1-1. Tocca la doppia cifra Gilbert Marquez, ma un'azione che il Cusmolise stava neutralizzando in maniera perfetta questa chance. La gioca corta Lupi verso il brasiliano, a duello con Dilisio, Sirio calcia! Schema riuscito perfettamente, è 2-1 per la squadra di Grassi. Dieci in campionato anche per Kaique da Silva. Questa volta il Cusmolise a lamentarsi di un fallo ai danni del numero 11 Lolo Suazo. Un'altra chance il Cusmolise, Denisco ancora addosso dal lago, prova a ripartire la Lazio, Ferraro numero, c'è dall'altra parte Diego Dominguez, ma Ferraro fa tutto da solo e lo fa benissimo, è 4-1. Dall'altra parte Soto svetta su dal lago, Ferraro, Kaique da Silva a mettere un po' d'ordine, poi di tacco non trova Diego Dominguez. Lolo Suazo, gran palla per Denisco, Gatto spreca una grande opportunità il brasiliano. Vinicius, Josinho, ce l'ha sul destro, Josinho, Gatto. Denisco, 1-2 con Josinho, Ferraro provvidenziale anche in zona difensiva. Josinho cross dentro e dal lago si butta il pallone in porta, accorcia le distanze il Cusmolise. Poi è rimessa per il Cusmolise, prova ad andare con Soto, squilla 2 volte nel giro di 30 secondi il Cusmolise, segna Soto, fa 13 in campionato. Suggerimento però è errato, Gatto in avanti, Sirio ammortizza il pallone ma a favore di Soto che poi supera anche Pilloni, vola ancora Soto, resiste alla carica, Lolo Suazo, Gatto. E poi l'ultimo tocco è del 93, sta tentando da svariati minuti Lolo Suazo. Gran palla per Diego Dominguez, è 2 contro 1, Pilloni dentro Diego Dominguez! Azione bellissima della Lazio che torna sulle 2 distanze e 5-3. È tornato Diego Dominguez. Arriva prima di Nunzio, occhio perché la Lazio è scoperta, Palmegiani! Destro secco di Palmegiani, segna il Cusmolise. Sono Ferraro e Pilloni, non credo che Josinho andrà direttamente in porta, infatti lui no. Ci va Lolo Suazo! La prima volta in maglia rosso-blu di Lolo Suazo, è 5-5. Non cade però nella trappola del venezuelano il numero 13. Pilloni, Lupi di prima, Ferraro prova ancora a tenere botta sotto. Lupi! Ma che gol ha fatto il capitano della Lazio! È 6-5. Un gol bellissimo, bellissimo di Jacopo Lupi. Lolo Suazo dentro, Pilloni prova a togliere la minaccia, poi si accomoda da Lupi, saggiamente costruisce la Lazio. Diego Dominguez prova ad ubriacare di finte, ci riesce Josinho e poi segna la doppietta Ferraro, assist di Diego Dominguez e il timbro ancora di Ferraro, è 7-5. Calato di ritmo, era inevitabile sinceramente, si è giocato col piede sull'acceleratore per tutti e 35 minuti. Qui sbaglia Joasinho, Kaique da Silva! Segna Kaique da Silva e la Lazio
mette il punteggio sull'8-5. Lolo Suazo all'indietro, João Zinho, Lolo Suazo stoppa e doppietta di Lolo Suazo, sotto l'incrocio l'ha messa il numero 93, almeno per 2 volte. Lolo Suazo sbaglia, Kageda Silva, Lupi clamorosamente fuori. Lupi, Grassi dice di stare su ai suoi ragazzi. Soto di testa, Lolo Suazo, Palmegiani prende la via centrale e poi Soto di prima, João Zinho, Palmegiani, Lolo Suazo stoppa e Gatto compie un miracolo. João Zinho, Palmegiani, 1 minuto alla fine, Soto, deviazione e traversa, poi Lupi, stanno fischiato fallo a favore della Lazio, ma c'era Lupi che sul cerchio del centrocampo era da solo con la porta vuota. Attende il suono della sirena, tutto il Pala Torino, mancano 3 secondi alla fine, la Lazio è vicinissima al trionfo. Palmegiani, Soto, 0 secondi, suona la sirena, la Lazio vince e si prende il terzo posto in classifica.